direttore Sardegna Motor News, Alfredo Diana. Com'è andata la gara? Dunque, le linee erano entrambe delle belle linee, veloci, abbastanza tecniche e guidate. Diciamo che inizialmente pensavamo che il tempo non ci aiutasse perché siamo partiti con un po' di pioggia, diciamo, fine, e invece poi la giornata è diventata bellissima, ha permesso comunque anche al fondo di asciugarsi un attimino e insomma di andare anche un po' meglio sulle linee che comunque erano abbastanza tecniche. Nel percorso abbiamo trovato diversi torrenti da attraversare. Sono stati molto faticosi? Diciamo più che faticosi, dunque il problema erano gli schizzi, perché è chiaro dovevi un attimino dosare il gas, anche perché se no ti facevi una doccia completa, però nel complesso è stata anche piacevole avere un attimino una novità, insomma, dei torrenti, anche perché comunque fa parte della linea stessa, ecco.